Tra le altre cose, quando lei, la famosa frase "quattro sfrantumati", io fui uno dei pochi a pensare che era una cosa che lei veniva proprio dall'amarezza che lei aveva avuto e per la fiducia che aveva riposto non c'è in queste dubbio, persone. dall'amarezza e anche dal dolore. Certo, anche se ritengo che fra i quattro ci sia, ma appunto è compito della magistratura, una diversità di colpevolezza. Certo, Sindaco, passiamo al bilancio. I tagli al CDA delle partecipate. La settimana scorsa qui abbiamo avuto ospiti il presidente dell'ANM e il presidente della CTP. Abbiamo avanzato una proposta, come lei sa, noi qua ai Fatti di Napoli ne avanziamo tante. Lei dice forse molte. Meglio molte che nessuna. Cambiare il modello di gestione, perché il risparmio proposto da Re Alfonso era di 720.000 euro degli stipendi, diciamo, dei consiglieri, e noi diciamo che inciderebbero poco sui 20 milioni e passa di perdita che c'è nel rendiconto 2007. Per esempio noi pensavamo a una holding dei trasporti tra ANM, Napoli Park e Metro Napoli. Secondo lei si potrebbe fare una sinergia? Si potrebbe fare, ma si deve fare, e si deve fare non tanto e non soltanto per risparmiare gli stipendi dei consiglieri d'amministrazione. Quello, c'è già la legge finanziaria che ci impone di ridurre il numero e lo ridurremo, ma perché la politica dei trasporti di una città e di una regione non può essere vista per aziende, ma deve essere vista in modo sinergico. Quindi ottima proposta. Sindaco, il neassessore da Ponte dice che userà il pugno di ferro per la gestione degli immobili comunali. Noi sulla gestione degli immobili comunali sono 6-7 anni che come Osservatorio Internazionale per i Diritti Civili stiamo facendo una battaglia che, diciamo, è quasi arrivata anche a buon punto con la vendita appunto degli immobili comunali. Lui annuncia una lotta alle occupazioni abusive, giustamente, con sgomberi e accertamenti finanziari. Basterà secondo lei firmare un protocollo con la Guardia di Finanza? Oppure sarà la rivolta delle case popolari? Vedete, Sindaco? non basta firmare un protocollo con la Guardia di Finanza, perché Da Ponte sta facendo benissimo e sta faticando in un modo notevole, anche per essere un ragazzo così giovane. Però noi abbiamo due tipi di problemi, anzi tre. Uno, accelerare al massimo le vendite, con un beneficio per i cittadini e un beneficio per le finanze del comune. Due, controllare la gestione del patrimonio comunale. Per esempio Da Ponte sta facendo una cosa molto importante, cioè non più controlli cartacei, ma controlli in loco, andare a vedere di persona. La cosa più drammatica sono gli sgomberi, perché quando si parla della categoria abusivi, tutti quanti, lei, io con lei, dico per amor di Dio bisogna sgomberare. Quando poi si scopre che l'abusivo è una famiglia dove c'è un vecchietto, due bambini e magari un disabile, e che non si sa dove metterlo, allora il discorso diventa drammatico. È questo terzo problema che mi angoscia. Ecco, Sindaco, tra l'altro l'assessore sollecita anche la sovrintendenza per 600 pratiche immobili ancora inevase. A proposito, poi le volevo chiedere come sono i rapporti con la sovrintendenza, visto la campagna di sequestri, sigilli a gazebo, esercizi commerciali sparsi per tutta la città? Guardate, per me, a parte qualche amicizia personale che c'è in questo momento con uno dei sovrintendenti soprattutto, ma i rapporti sono sempre stati ottimi. Bisogna però che a un certo punto certe procedure si sveltiscano. C'è per esempio una regola che è sacrosanta, che gli immobili che hanno più di 50 anni non si possono dismettere senza l'autorizzazione della sovrintendenza, perché potrebbero essere immobili storici. Allora il nostro problema è questo. Prendiamo per esempio un caseggiato a Ponticelli. La sovrintendenza ci deve autorizzare per caseggiato o per appartamento. Noi diciamo per caseggiato, perché questo garantisce la tutela dell'antichità e delle eventuali belle arti, ammesso che ci siano, però ci rende possibile fare più in fretta. Però queste cose fanno in colloquio fra istituzioni dello Stato. Sindaco, l'assessore Alfonso ha accusato la gestione finanziaria degli anni passati del Comune di Napoli. Mica rimpiange lei il rifiuto di boccia al bilancio? No, io con Re Alfonso vado molto d'accordo. Devo dire che appunto è persona che si è assunto un carico pesante, che ha portato avanti il bilancio in modo molto severo. Adesso vedremo l'impatto sul Consiglio Comunale, ma per esempio l'impatto con i sindacati è stato ottimo.
forse nell'entusiasmo della venuta ha negativizzato tutto il passato, e siccome a me non piace negativizzare il passato solo perché non è più di moda, bisogna che ricordi che la gestione precedente ha portato Napoli fuori dal dissesto, Certo. che non è poco. Ecco, diciamo che anche lei l'ha dovuto, diciamo, tra virgolette, redarguire dicendo che non può parlare a nome del sindaco di Napoli, giustamente. Ma vede, io ho con tutti gli assessori un rapporto molto franco e molto leale. Però sono stata abituata io per prima al gioco di squadra. Ho fatto parte per 10 anni del governo. Era chiaro che quando parlavo a nome mio, quando parlava il governo parlava Ciampi o parlava Amato, a secondo dei presidenti del Consiglio. Ecco, Sindaco, una domanda interessata. Nel primo, diciamo, governo Iervolino noi qui avevamo sempre ospiti gli assessori del Comune di Napoli. Ora c'è un silenzio stampa? No, non c'è un silenzio stampa. Assolutamente, qualcuno ha detto che io gli ho messo la museruola, basta vedere, mi vengono in mente solo Da Ponte in questi ultimi giorni ha rilasciato 2 o 3 interviste. Bisogna che sia chiaro quando si parla a nome proprio, per amor di Dio, si immagini un assessore per entrare a far parte della giunta della squadra, non perde la libertà di pensiero, di parola, di espressione, però quando dice il Comune di Napoli ha deciso, beh allora quello ha diritto di dirlo il sindaco e la giunta, non il singolo. E mi sembra anche giusto. Se no facciamo una bella muina napoletana, tot capita, come si dice a Napoli, facimma muina. Sindaco, abbiamo chiesto a 3 autorevoli giornalisti napoletani di farle una domanda. Sì. L'avevamo in video, ma gioco forza, diciamo, gliela Purtroppo è colpa mia e chiedo scusa ai telespettatori, no, ma ho pochissimo tempo perché devo ricevere una delegazione di disoccupati. Tanto per fare una cosa nuova. Antonio Corbo di Repubblica le chiedeva, a parte dire una vittoria della Iervolino, l'inceneritore a Napoli Est, le chiedeva di svincolarsi un po' da Bassolino. Ecco, questo è un... Ma guardate, anche questo fa parte delle favole urbane. Cioè, io sono venuta qui che avevo 62 anni, ero già stata ministro di tutte quelle cosacce alle quali lei ha fatto riferimento, ero stata fra l'altro candidata al Presidenza della Repubblica, quindi non ero la bambina che arriva spaventata. Ora che io sia diventata all'improvviso succube di Bassolino mi pare un po' strano. Ora è di cosa diversa, è il fatto di lavorare in armonia, e in questi anni con Bassolino e con Dino Di Palma abbiamo sempre cercato di lavorare con il massimo di armonia, ma ognuno con la sua storia, con il suo stile, con il suo modo anche di impostare il rapporto. Ecco, Sindaco, io non a caso prima ricordavo a me stesso tutte le cariche che lei ha ricoperto, proprio per questo, perché non è che qualcosa forse qui a Napoli qualcuno l'ha sottovalutato un po'? Non lo so. E ha sbagliato. Ci mancherebbe che mi sopravvalutassi io, non sono tanto poco intelligente da sopravvalutarmi io. Certo una cosa che mi hanno dato per morta 40 volte e grazie a Dio 47 morto che parla, ma insomma sono rinata sempre.